Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Falsi titoli per insegnare a scuola. La Procura della Repubblica di Cosenza, a conclusione di un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Cosenza, ha emesso l'avviso di conclusione indagini nei confronti di 33 persone accusate di falsità ideologica commessa dal privato e falsità materiale in atto pubblico. Il nostro servizio. C'è addirittura chi ha presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento corredata da un diploma di specializzazione conseguito in un istituto che risultava chiuso nel periodo del rilascio dello stesso titolo di studio. Sono 33 gli insegnanti ritenuti responsabili del reato di falsità ideologica commessa dal privato e falsità materiale in atto pubblico. Nei loro confronti, la Procura della Repubblica di Cosenza ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini al termine attività condotte dai carabinieri del Comando Compagnia di Cosenza. L'inchiesta, avviata ai militari dell'Arma nell'ottobre 2016, avrebbe consentito di accertare l'esistenza di un sistema diffuso sull'intero territorio nazionale, volto alla falsificazione e all'utilizzo di diplomi apparentemente rilasciati da istituti magistrali statali e paritari della provincia di Cosenza, nonché da scuole di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni portatori di handicap, concessi all'Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali di Cosenza. I documenti, presumibilmente falsificati, sono stati adoperati dagli odierni indagati nell'ambito del territorio nazionale, sia per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sia in quelle d'istituto, prodromiche all'assunzione come insegnante nelle scuole primarie dell'infanzia. I carabinieri della Compagnia di Cosenza sono stati molto bravi, partendo da una vicenda isolata, a verificare che cosa? Che erano presenti in pratiche per l'assunzione di insegnanti certificazioni rilasciate da un istituto di questi paritari che non esisteva già da parecchio tempo. Da questo poi si è verificato come altri tipi di certificazioni fasulle, diplomi di maturità erano presenti in tante altre pratiche, e quindi l'idea di un vero e proprio sistema che faceva sì che docenti che non ne avevano titolo lavorassero oppure aspirassero a lavorare all'interno della struttura scolastica. I carabinieri di Cosenza, oltre ad accertare il mancato conseguimento del titolo di studio dichiarato, hanno proceduto nei giorni scorsi al sequestro negli istituti scolastici interessati di diplomi originali contraffatti, per un totale al momento di 13 di istituto magistrale e 22 di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. In seguito alle indagini, alcuni dirigenti scolastici hanno adottato provvedimenti di sospensione nei confronti di insegnanti regolarmente assunti sulla base dei titoli risultati falsi. Grazie a questi diplomi loro potevano accedere a delle graduatorie nazionali appunto finalizzate poi all'assunzione. Dobbiamo ora comprendere in una seconda fase di indagine quanto è diffuso il malcostume a livello nazionale. I risultati dell'indagine hanno portato alla luce una situazione di indubbia gravità. Si consideri che fino ad oggi gli indagati avrebbero svolto attività di insegnamento in assenza dei titoli necessari, dei requisiti richiesti, della formazione adeguata. Gli indagati sono tutti originari della provincia di Cosenza, ma l'attività di indagine continua sull'intero territorio nazionale. Siamo andati in una delle scuole che ha tra i docenti un soggetto indagato dalla Procura. La dirigente risponde alle nostre domande difendendo il proprio istituto, che sarebbe parte lesa. Noi li abbiamo controllati tutti, ad ognuno di loro abbiamo chiesto di venire a portare il titolo di specializzazione con il quale avevano partecipato, erano stati inseriti in graduatoria. Li abbiamo chiamati tutti, ognuno di loro ha portato il titolo e abbiamo segnalato al provveditorato la persona, in questo caso una sola persona, che aveva il titolo uguale a quello che il provveditorato ci aveva segnalato. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!